Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano. Allora fioi, siamo su Virtua Skipper 5 ma 32esimo America's Cup. Sono riuscito su eBay a comprare il gioco che ormai era introvabile, perché io avevo fatto vedere ancora, parliamo di 3 anni fa, proprio madonna, cioè anche di più forse, 4 anni fa, Virtua Skipper 5, però era quello diciamo che è l'edizione dopo, perché poi non ci sono stati più i diritti per l'America's Cup, però c'era quello con le navi insomma di default, con le nazionali, cioè, mentre questo ha le barche ufficiali della 32esima America's Cup che all'epoca, quando c'erano sti cazzo di catamarani che fanno cagare, era molto molto più bella. Allora io volevo proporre una 32esima America's Cup fatta a livello però tranquillo, perché è veramente duro sto gioco e poi non ci gioco da una vita. Allora mettere regole, proviamo, cominciamo con arcade, lunghezza gara media, ok. Qua ci sono tutte le squadre e chi arriva tra le prime 4 vanno in semifinale e poi finale al meglio delle 5 o delle 7. E poi c'è chi vince la Louis Vuitton Cup, va per la Coppa America contro Alinghi, che all'epoca sì, infatti c'è scritto Alinghi era il campione. Ok, noi ci mettiamo Luna Rossa e comincia la round robin. Ok, le eliminatorie. Ok, benissimo, ragazzi, aspettate un attimo che devo settare 2 o 3 cose. Possiamo andare, se la registrazione è andata buona. Bene, Luna Rossa. Ok, siamo contro una sfida tutta italiana contro più 39 challenge. Ok, allora siamo abbastanza, beh sì, siamo favoriti, come vede l'equipaggio siamo fortissimi. Spinnaker e scafo un po' meno, però comunque sempre più forti. Ecco, diciamo che siamo pari solo nello scafo. Vabbè, e si comincia, figli. Grazie, non mi ricordo niente. Ok, siamo a Valencia, chiaramente. Perfetto, questo me lo ricordo, c'è la prepartenza di 3 minuti, quindi una volta che superiamo quella poi dobbiamo superarla entro il tempo utile. Allora abbiamo come velocità, si doveva mettere quindi fiocco, mi sembra che fiocco è sopra i 12 nodi, mi pare. Adesso aiutatemi, non mi ricordo più un cazzo, devo fare il tutorial, vabbè. Adesso l'abbiamo passato, quindi dobbiamo ripassare la linea non prima dei 2 minuti e 33, che adesso mancano. Eccolo qua, questo è l'orologio. Fra 2 minuti e 30 comincia la gara. Qua abbiamo ok. Dobbiamo per fare le penalità, poi guarda che bello, però graficamente sto gioco c'è del 2007, è sempre una roba grande. Mamma mia che bello. Vabbè, quindi mi sembra che sopra i 12-13 nodi devo fissare fiocco. Se qualcuno si ricorda sta cosa magari mi dà una mano, grazie. Ok, ora quando la barca è verde io posso beccarli e si becca una penalità se siamo proprio lontani. Adesso come possiamo provarla? Se ci mettiamo per così, vediamo come è messo il nostro avversario. Ok, anche lui va per così e c'è veramente tanto vento, ragazzi, mamma mia. 1 minuto e 40. Proviamo a girare. Eccoci qua. Occhio, come veloce, mamma mia. Lui ti consiglia sempre, mi ricordo nel tutorial sta cosa, ma me la sono sempre ricordata di mettere quando la freccetta è sul verde, ma io vado più veloce sempre quando è sul blu. Cioè questa non l'ho mai capita, ragazzi, cioè. Mamma mia che vento, raga. Non è che forse più 39 parte di merda, non è, diciamo che però forse siamo vedi, io non devo superare questa linea prima del minuto e 5, forse l'ho sbagliata, forse non ci sarà la miglior partenza possibile, porca puttana, l'ho calcolata male perché siamo troppo veloci, siamo. Sarà dura, ragazzi, sarà molto, però guardate che grafica, ragazzi, gioco del 2007. Ai, c'è subito l'errore. Però questo, vedi, però è verde, quindi possiamo, forse, vediamo se riusciamo a far beccare la penalità. Purtroppo no. Partirà meglio lui, ragazzi, ve lo dico già. Adesso mi tocca rigirarmi, purtroppo sono andato troppo presto, ho fatto la virata e quindi sarà sicuramente più veloce lui, vabbè. E c'è anche lui la priorità di navigazione, quindi se ci becchiamo mi becco la penalità. Bene. Lui è più veloce sicuramente, dopo speriamo di incularlo nella seconda parte.
Ok, adesso può iniziare la gara tra 3 secondi, vediamo. Per fortuna che non è Emirates o gli americani, perché sennò ciao. Ok, siamo partiti e alla fine siamo forse sempre in vantaggio, dai fioi. Ho messo comunque anche arcade, quindi il computer è un po' più clemente, diciamo, con gli errori. Adesso dobbiamo fare il giro. Attenzione perché ci becchiamo nella penalità in questo momento. Non siamo messi bene. Chiaramente punta alla penalità. Più 39. Porca troia. Ah sì, devo cercare di superarlo a tutti i costi. Dai, 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 dai. Ok. Ma adesso ho io la priorità, quindi se ci becchiamo, si becca lui il 360. Mamma mia che vento, ragazzi, siamo partiti veramente subito con una... Guarda, guarda che roba, guarda che bello, io l'ho sempre amato, so già quanto l'ho nerdato, sto gioco nel 2007, mi ricordo questo è Fly Simulator, mamma mia. Attenzione, forse ho virato un po' tardi, adesso vediamo. Devo riprendere veramente la mano, ragazzi, sono abbastanza fuori allenamento. Spero di avere la vela giusta, mi sembra di sì. Devo rifarmi il tutorial, però ragazzi anche voi se ve lo ricordate, mi sembra che sopra i 12 nodi, insomma quando i 15, se non mi ricordo, devi issare Fiocco e non Genoa. Lo spinnaker chiaramente va dopo quando c'è il vento di poppa, insomma. Mamma mia, vai, vai, Estia. Per fortuna che Luna Rossa è una bella bestia di imbarcazione. Però adesso attenzione a non beccare più 39, se no sono dolori. Questi sono siciliani, no? Mi sembra. Guarda che figo, guarda che occhio. Adesso siamo in vantaggio noi, dai, Kume. Adesso stiamo anche rubando vento. Ma mamma mia, guarda, guarda i mutamenti del vento, ragazzi. Ok, il vantaggio c'è, ragazzi. Se la serie piace posso fare le regate e posso anche dopo aumentare il livello, chiaramente nella prossima, perché purtroppo non posso cambiare il livello in corsa, però. Sì, sì, abbiamo un buon vantaggio comunque, il vantaggio c'è. Dai, 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 dai. Abbiamo un vantaggio di quanto? 3 secondi, però sì. È ancora l'intertempo probabilmente della partenza. Ma adesso vediamo, tocca andare anche più verso l'esterno per poi... Lui tenterà sicuramente una rotta più interna. Adesso lui virerà probabilmente. Io aspetto ancora. Ecco, infatti. Io sono costretto a prendere quella più larga. Eccoci qua adesso per arrivare giù. Spero di arrivare giusto. Insomma, non sono in una traiettoria incredibile, ragazzi. Porca troia. In questo momento do in vantaggio sempre Luna Rossa. Vediamo. Sì, sì, abbiamo un leggero vantaggio. C'è. Challenge deve ancora virare, però. Occhio, mamma mia che cagata, stavo combinando il cagatone della vita. Vedi anche un equipaggio scarso, quindi è chiaro che abbiamo il vantaggio. Questa è una gara da vincere assolutamente. Dopo le sfide dure, mi sembra, beh, a parte New Zealand, Fly Emirates, poi United Challenge, BMW Oracle, mi sembra sono queste le più forti. Anche il desafio non era scarso, gli spagnoli erano forti. Adesso possiamo andare con lo spinnaker tra pochissimo. È importante issarlo al momento giusto. Posso non beccare la boss, no sono cazzi. Ok, perfetto. Vai. Dobbiamo stare sul rosso. Eccoci qua, guardate che bello lo spinnaker. Progetto Italia, Telecom Italia. Abbiamo un gran vantaggio, li stiamo asfaltando proprio, attenzione però. È proprio una giornata a vento, forza 7, cazzo. Dai, dai. Questa, insomma, se non faccio cagate è una vittoria annunciata, eh.
Adesso però io vado per così. Però il vento non lo sto più beccando nella maniera giusta. Occhio. La velocità siamo a 19 nodi con una barca. E sono messi i catamarani. Adesso non so la nuova edizione, però mi ricordo che come Apache si incazzava sempre perché avevo rovinato questo sport. Secondo me i catamarani fanno cagare. Questa è la vera American Cup. A questo punto prendo la boa di destra. Mamma mia, estra indietro, più 39. Benissimo. Adesso qua devo fare punti importanti, raga. Ok. Adesso devo rissare. Veloce. Forse sono stato un po' lento. Speriamo di no, perché se sbaglio rimango bloccato non so per quanto. Occhio. Eccola là la cagata. Meno male. È andata bene, è andata bene, è andata bene. Perfetto. Sì, più 39 è veramente andata, ragazzi. No, no, cazzo, no. Sono completamente senza vento. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Ripeto, non sono un esperto, quindi se c'è qualche esperto non incazzatevi, anzi ho bisogno di consigli, anche perché vorrei giocare anche nelle difficoltà più elevate, anche se vi assicuro che questo gioco è difficile così. No, mi volevo capire questa cosa di Fiocco e Genoa, mi sembra sopra i 12, 13, 11 nodi, non mi ricordo. Questa cosa qua del cambio di vela. Siamo a 25 e 6, quindi siamo tranquillissimi. Abbiamo un vantaggio. Quindi ancora deve arrivare più 39 di 52 secondi, fidei. Perfetto. Sono le 15:10. Però guarda, comunque là anche più... Cioè, nel senso... Adesso bisogna capire perché la seconda è sempre difficile, perché se io tento l'esternazzo per poi arrivarci proprio benissimo da così. Non è mica detto, magari fare la remontata devastante. Il vantaggio c'è, guarda che roba. Sì, 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 dai, vantaggio c'è. Però... Non posso ancora virare, non mi sento ancora sicuro. Se dopo devo fare 2 virate, perdo tempo per niente. Adesso mi sto allargando tanto. Lui sta tentando all'interno, sto rischiando, Ok, adesso forse possiamo. Perfetto. Ok. Siamo in rotta giusta. E adesso vediamo chi ha ragione. Siamo ancora in vantaggio, chiaramente. Adesso vediamo chi si becca il vento, perché bisogna capire anche i mutamenti del vento. Se magari di là ce n'è di più, ce l'ho in culo, con tutto rispetto. Però non credo, insomma. Secondo me è recuperato più 39. Ho questa piccola sensazione. Posso ciavarmi 52 secondi, però. No, si è preso la boa migliore, cazzo. Per me è recuperato comunque. Quindi sosteniamo un attimo questa. Sì, sì, è recuperato comunque più 39. Ve l'ho detto finché dura questa difficoltà. Però sono comunque in vantaggio io. Sto veramente andando lento, cazzo, adesso. Ai ai ai, sto rischiando, Ci stiamo in perché forse sono troppo largo, devo ricordarmi un po' le tattiche. Porca puttana, sono fermo, porca miseria, sono fermo. Dio Cristo. Mamma mia, siamo là. Mamma come ha recuperato. Ve l'ho detto ragazzi, sto gioco, se sbagli la tattica anche di un secondo, sei fottuto in vantaggio challenge secondo me. Infatti anche la priorità. Ai ai ai, più challenge è in vantaggio solo una rossa, incredibile. Sto buttando via 52 secondi, non ci voglio credere. Adesso tutto di spinnaker adesso, Dio Cristo. Occhio. Mamma mia che rischio.
Adesso però io la priorità è solo gli do il 360. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Ciao, amore. Gli ho dato un 360, erroraccio di Char. Mamma mia, meno male. No, aspetta, 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 aspetta. Mamma mia, per poco me lo ridavo. Si deve fare un 360. Sì, se no erano cazzi, perché era in vantaggio anche. Puttana miseria. Attenzione, challenge. Ha fatto subito il 360, chiaramente. C'è andata di culo, raga. C'è andata di culo che sono riuscito a beccarli. Ok. Se no era vera, mamma mia, che prima regata, signori. Subito una regata col botto. Adesso teoricamente ho il vantaggio necessario. Spero, però. Che non sono con... Mamma mia, la stiamo... No, la stiamo... Era un gioco da una vita, cazzo. Mi è arrivato veramente da un inglese grandissimo. Mi è arrivato con la confezione bellissima, veramente. Sono troppo felice perché è un gioco che non trovavo da nessuna parte. Ok. Teoricamente... Dai che ci siamo, dai che portiamo a casa la prima regata. Il primo regatone nostro con sofferenza alla fine perché senza quella penalità era molto molto più dura. Perché non prenda la boa anche, ci mancherebbe solo quello. Io non capisco perché vado più veloce con la freccia rossa rispetto a quella verde, che sul tutorial me lo ricordo sta cosa. E si va a vincere, ragazzi, si va a vincere la prima regata della Louis Vuitton Cup. Con un buon vantaggio. Yes! Yahoo! Yes! Sì. E arrivano i primi 2 punti. Luna rossa ha battuto più 39 challenge. Ok, e i primi punticini arrivano, raga. Buon, raga, si piace questa serie. Comunque United Internet riposato. Sono forti BMW Oracle Emirates. Mascalzone latino è comunque buona. Desafio che si è perso da prima. Vabbè, raga, saluto il comandante veneziano, saluto questa serie e ve la porto. Ciao!